Mancano 2 giorni alla fine della festa di San Calogero. Domenica si dovranno svolgere le manifestazioni in programma, tra queste la Saga del Grano, una processione offertoriale con la partecipazione dei portatori, dei fedeli e degli ex voto che porteranno i prodotti della terra, a seguire il corteo dei carretti siciliani, dei muli bardati, animali parati per l'occasione, quindi i tradizionali tamburi di Girgenti, battere per le vie della città. Alle 11 la Santa Messa celebrata da Don Giuseppe Cumbo, vicario generale, quindi l'uscita del santo dalla chiesa, dal santuario attraverso via Atenea fino ad arrivare al santuario dell'Addolorata. La sera processione notturna con il santo che torna dal santuario al Viale della Vittoria. La festa si concluderà con i soliti giochi pirotecnici. Intanto il santuario viene giornalmente frequentato dai fedeli che per devozione e fede vi si recano nella settimana dei festeggiamenti. Tanta la gente che viene anche fuori Agrigento e che porta il pane a benedire e a distribuirlo come da tradizione. Oggi in visita al santuario anche tanti bambini, accompagnati da Stefania Volpe della Gea Party. Ora in anteprima ci fate vedere una bella cosa qui dedicata a San Calogero, prego. Il nostro maestro Cristian insieme all'altro educatore Raimondo hanno preparato un flash mob su quella che è la zingarella e i ragazzi suoneranno con tamburi e gli strumenti che sono strumenti indiretti come cucchiai, battito di mani per un laboratorio di ritmica e musicalità. Signora, lei oggi qui in visita a San Calogero? Io sono venuta... Perché? Ci racconti. È il nostro santo. E quindi? Ogni anno ho fatto la promessa che ho fatto e quindi porto un'offerta. Quindi lei è una testimonianza che ogni anno dà al santo, come mai? Se ci può raccontare... Come mai? Perché ecco, si deve fare così. Perché questo santo ci ha seguito tutta la cittadinanza da Agrigento. Noi abbiamo 2 compadroni, no? Sì, sì. Praticamente quello che noi sentiamo molto di più rispetto a San Gerlando è San Calogero, è una tradizione nostra, antica, proprio che ce la portiamo dietro agli agrigentini, tutti quanti. Di famiglia, insomma. No, e che lei ha seguito sempre. È storico, da quando ero piccolina. Senta, ma lei il pane, non vedo il pane. No, io non Non lo benedice il pane? No, prendi Adriana, faccio solo l'offerta. Allora, come mai col pane ci racconti? Non c'è proprio nulla da raccontare, è una devozione che si ha per San Calogero da molti anni a questa parte. Noi facciamo sempre il pane e una preghierina per il santo pane, il santo San Calogero. Sicuramente ci ascolta, sicuramente lui provvede negli anni per noi e questo è il minimo che noi possiamo fare per lui, tutto qua. Visita a San Calogero? Sì. C'è dovuto fare per San Calogero, per vedere la messa. E il pane? Non ho portato il pane. Come mai signora, ogni anno lei viene di San Calogero? Non è di Agrigento lei, vero? Sono di Santa Elisabetta. Santa Elisabetta. E ringraziamo Agrigento e San Calò. È troppo buono il pane è buono, il pane che ci ha dato San Calò. Devo dire che sono devota a San Calogero e ogni anno vengo qua a vedere la messa, vengo a San Calogero e questo. Allora, ora tanta gente che tu accogli quotidianamente con
anche il grido di San Calò, viva San Calò. Ma è veramente è come chiamare ed essere entrati in questa chiesa di San Calogero per poter manifestare la propria devozione, e qua ne sono testimoni bambini che ogni giorno vanno e vengono per poter, diciamo, gridare sempre viva San Calogero, San Calogero proteggici, attraverso, diciamo, l'intercessione di San Calogero che il Padre Eterno ci ha dato per poter andare avanti. Credo che è un modo per essere vicini alla Chiesa, essere vicini col cuore per poter essere evangelizzatori di questo territorio.